Allora, intanto buonasera, per chi è il presidente del cantiere. Il cantiere è di Morteano, ma lui è di Santa Maria, ma sta in via Morteano. E io ho risolto in Dio che altre volte che innanzitutto sono di Santa Maria di che di là. Per chi è il presidente risolve il problema, dopo comincia con me. Allora, prima di lasciare la parola a Aldo, perché si chiama Aldo, io ti ringraziamo perché la cassetta la IU è veramente pesante, spero che non sia di più un centesimo, e spero che la chiesa con la Brusnia, no? Perché sapesse il motivo per cui Castillo l'ultimo sforzo per Castel Sant'Angelo sul Nera, perché mi voglio che per la metà di settembre vedi chi per i fabbricati, in pratica diventerà un centro sociale, poi di Famesse, di Gioia di Briscole, di Mandiano, un po' di tutto. La roba che mi ha gasato, perché la parola esatta che qui, se pensate di sabato passato, oggi no, se cosa troppo incastrata qui, sabato passato tutto esaurito. Domenica al pomeriggio 180, martedì sono state due repliche dei frutti della scuola di 250, usnio alle plene, un'altra volta. Quindi va sempre l'addizione. Domani sera è un'altra associazione, non è teatro, è un'associazione di Pavia di Udine, perché Pavia di Udine ha una palestra di 4 milioni, 2 milioni, vecchio 4 miliardi, ma non ha un teatro, quindi a venire qui fare in bal, pianti, musica e tutto. Sono tutti soci dall'associazione che vengono qui, quindi l'istizia ospita di che. Sabato passato mi hanno sventato una roba per io, no? Perché sono veramente stufo di quel famoso articolo sul Messaggero. Domenica mattina sono partiti a Abano Terme 49 vecchius dal comune di Basiliano, di Stizia e Nerè, lui un po' di profugo di Morteano, organizzati da associazioni dal comune di Stizia. Ecco, quindi domani sera, prima che vi dismentei, a Sieta, a San Giorgio di Noiaro, nel Gran Galà della ginnastica, e che il frutto che abbiamo auspicato che avesse in finale, domenica, a Fermo, provincia di Fermo, alla sfinale nazionale. Volta in sfida mi invita il primo titolo italiano per questo lì, ma speriamo che si ripeti. Quindi quando avessi fuori non state pure a leggerezza qui, a sapere qui che va. Aldo, mo ti tocca a te. Buonasera, come l'ha anticipato il Sindaco, sono il presidente del cantiere di Morteano, di quella compagnia teatrale amatoriale Vanci Duins, sono associati. Abbiamo mandato 10 chiusi a presentare. Si tratta di un gruppo di appassionati di teatro, che anche se non sono tagliati, che lavorano insieme, in poco tempo hanno già avuto un discreto riscontro dal pubblico. Loro rappresentano il lavoro in lingua furlane, perché loro intendimento è la salvaguardia di chi è il nostro patrimonio culturale. Lo spettacolo che nos presenta in Usnio, scritto in italiano e che l'autore ha tradotto, è una commedia brillante che sposerà a 4 belle sridate e sorprenderà un bien conto di sé. Non voglio anticipare noi. Lascio la parola Vanci Duins, che sono presenti, regali di oggi. Una cortesia, che potete studiare la lettera. Grazie e buonasera. Madonna, c'è pazza. L'origatore capale, l'origatore capale. No, non è neanche di là. No, vorresti di sedere di là. E su questo le... Laura, sì, perché
La mesca se ne trucchi. La tossia come tu. E ci fai queste tavole qui? Un commentario del Celeste. E facciamo tutto quanto il toccere. Quindi, E facciamo un attimo andare. a te che naturale. Ci vuole, se sei sempre stati di là, ci vuole. Appunto, non tu hai scritto in di là? Mi corrente. Laura, mi dici tanti, ma tra l'altro non so, perché non so di cosa. Quindi se ne fa, anche perché tu le finite. Alle mettere. E va bene. Ti africano. Ma quanto si ricordi, così è felice più anch'io. Vuoi che se delle donne l'hanno visto, vuoi? Non mi metti nervosi da tu sei. Mi raccomando. Non sta preoccupando. Viene qualcuno che sembra voi. Ma sei un giocatore ufficiale, non vengo mai ieri dentro. Ma volete preparare io a solo una preparare? Sì, sì, e dopo? No, era tutti 15 giorni fa, come sapeva? Vuole sapere? Se fosse così centri di vina, indurata le là? Alla dica che aveva di Mario, avevi sempre pronte la macchina. Sicuro che pronte? Sì, Mario che via la sua Mercedes che non so mare. E poi, in come calè, bisogna proprio dire che tuo padre è un dono. Si fa un limonate. Anche solo per scrivere guardando si fa. C'è parte. A stato proposito, Toagne, guarda e guarda che lo fa. Non lo sai. E se proprio casuale sapere, non lo prendo. Ma non è frutta, c'è le cose, fatto sé, con cui le La ha. dice Andrea, se ti sei un po' più originale. Ma si può sapere con cui che tu le ha? Un nessuno le hai, tu nessuno. E finisce di tagliare solamente se non prendi, c'è un to'. E poi c'è che vuoi? Ma signore! Non stai attaccare che tu castiggiato in nervoso, Per sempre! Le formate che si sposano alle portatrici. Non vale se sei di di idiota e non vale se non ti sono lì campati. È proprio che il problema, tesoro. Campane? No, la seduta figlie piccole che si sposa Laura non arriva di Pierino. Ascolta, avrà di capire prima o poi, avrà di dirti siccome che è il piccolo e pagare una scelta si stai dopo, no? Come hai sposato? Il dopo dal paese. Laura non arriva di ieri che sono si sposi prima di ieri, dopo che storia finita ma nostra, eri quasi 3 anni convivevi in lato capite, come? Comunque, guarda i stemmi se siete veramente strani, spazzo dopo. E ho sempre pensato però l'altro, Oh, ma sì, tu sai, io non faccio senza sapere, non lo faccio questo, non lo sai, ma lei no, c'è figure che quando fa per vedi, tu lo guardi parlando 3 volte. alla precisione qua. Comunque, vive in punto, si pensa a Panzone. Sì, però, figure, anche tuo padre, però, non è che l'ha fatta in grandi piede figure, C'è però, ma quante serietà! Cioè, tua, no? Tu non credi che tua roba non cadranno dalla stessa persona? Di che tuo padre credi, frati di cuore domani, che alla 4 i negozi sempre appartamenti in centro di lui, non cadranno. Sì, e allora? Dove le tue maniere di giurarsi per lui? Ma ti rendi tu conto che gli ha regalato alle stelle una buste con 20 euro? Dico 20 euro? Azzo! E non sei da farci però là. Dopo, e ha praticamente fatto la carità alle sue figlie. Beh, d'altronde, alle dato a me, se meglio di spettacolo. La famiglia a me, se vuoi tu dici, e tu sono allora, che quando fai il regalo a Erika dite che dove in nostro che se noi vedi vai, a me non vai di femmina di che? Ah sì? E non farà di mica le ore che le dove ti fai sulla sala femmina. C'è gente che fa Non volevi disturbare? oh, Nina, Andrea, tu ci E Laura, Israele B, abito già mi capisco lo sparetti, caro. c'è sapere tutta la fame, non ci capisco mente e mi dico tu fatti. Rosa, Viola, grazie, può aver finito. Sì, ma e ci non proclamate che sono tutte. C'è gente che fa di vincere. Comprare al centro sempre, e il torneo. In paese come cambiano un bar di prestiti per esempio.
non tu poca meglio di mai tornato, eh? E Marcenaia. E pur tu saggi non sarebbe stato di mettere, no? Marcenaia. C'è un paparische anche. No, così lo studiati. Comprati non mi torni in bebes e buona colpa per me, allora è lì. E non state lì allora che ti mangi un vino? C'è tempo. Ma già, è normale. Un pannone solo lavoro in banche, al partirsi in altre, di lui non si sa più nulla. È normale. Oh, ma c'è gente, vedi. Adesso ci sono più di 30 anni, tu vedi, tu conoscevi sapere. Lo conosco a volte, questo avete installato a famiglia, morire di neuroni. Oh, io che tu sto cominciando a esagerare, cazzo! E non si dice che lavorate. Azzo! Oh, tu sai che tuo? Quando tu vas a viaggiare, basta bene. Forse c'è la polizia che viene a tutti. Anche tu l'ore. Va a viaggi che tu sia famiglia e tu vai in davanti. Andiamo, vediamo che... Caro, senti, uomo. No, a me non interessa dicere che giocano noi, ma due proprio che no. Io è tornato. E poi è tornato in capi 3-4 giorni, allora non mi sto spiegando. Non mi interessa che sei capuasta, che siamo lei. Oh. Chiama chi fa il disturbo di sentire un pigliato e poi mandi. Allora, che ti devo spiegare? O, giuro che ha ragione, o Albavie, pure studiamo, pure Albavie, pure smet, all'Istanbul, è bene? Vincenzo, ciò che fa è finisce. Tu non state pagando. Boh. Mi dia. Questa? Per me? La devo leggere? Allora, ci da scritto, voglio sapere il mio. Ma la lascio io. No! Non ti dovevo mai qui con la scheda che non richiamo, me la vedevo il tuo per vedere. Ti do le mamma. Ma c'è da Railama, da Railama. Figli? Me frate figli? Quindi è uno svolto. E te già? Allora, caro Vincenzo, non mi chiedere come, ma ho saputo 2 giorni fa che mia nipote, che io non ho ancora conosciuto, si dovrebbe sposare questa mattina. Uso il condizionale per una ragione ben precisa che capirai tra poco più di ora. No. Quindi ho deciso di farle un regalo di nozze che ti porterà tuo nipote. Sì, hai capito bene? Quel tipo vestito di arancione che in questo momento ti sta sorridendo è mio figlio, nato 16 anni fa da una relazione con un indigena del Tibet dove abito tuttora. Parla poco, ma se questo dovesse accadere ascolterò attentamente perché dice delle verità profonde, assolute. Wow. Finalmente qualcuno all'entrata intelligente. Ti prego di ospitarlo un paio di giorni, ma di trattarlo meglio di come trattavi me. Brutta parola, però sì, perché non guardate. Questo sarà probabilmente l'ultimo contatto che avremo, quindi auguro buona vita a te e a quella scimmia di tua moglie. Sempre che tu sia riuscito a tenere la contenta di tutto questo. C'è un detto madre? Allora, aspetta, l'ultimo contatto, ecco qui, scimmia di tua moglie. E c'è uno che per me piace. E tu, lo sai da guardare con quel sorriso idiota stampato sulla faccia? Insomma, Adriana, non ti guardare con l'olio frutta lei. Ma c'è frutta la 16 anni e le fini contrari fa mia prende dalla scimmie. Sa che vorresti che tu te lo conosci? E allora dice? Sì, dai, era un scherzo. Oh, le colpe dei padri non possono ricadere sui figli. Se il figlio è un gascetto, un capisco profondo di verità. Finalmente qualcuno capisce la
spiaggia. Secondo robe, ci musicali. Hai quasi una pedata? Non sai? No, non sai. No, non riesco. Domandina? Domanda tu, amici di soddisfazione. Senta, anzi senti, penso che darsi del tu sia la cosa migliore, vero? Dunque, lei si è venuto il momento di fare le presentazioni. Io sono tuo zio Vincenzo, fratello di tuo padre, e lei è mia moglie Adriana. Penso sia venuto il momento di fare le presentazioni. Tu cosa ne pensi? Ma forse non conosci la nostra lingua? Vai, Guardiello! Forse nel suo paese si usa così. Però, Azzo! dici però latte? Alle proprie con le voci. Mettiamo subito le cose in chiaro. In questa casa le parolacce le posso dire soltanto io, va bene? Io azzo! No, dai, non può chiamarsi così. Tu ti chiami Azzo. No, azzo! Oh, hai capito? A-T-S-O, vero? Azzo. Sì, azzo, io azzo! Ma tu fogliando le sette che studia di arancione capiscono un latte? Guarda bene, manco tu, c'è anche capitiati. Sumo, a lei, tu così. No, così. Figli di tuo babbo e viti, frati di tuo padre che tu non hai conosciuto. Vedi tuo papà? Non faccio bisama se non hai mai conosciuto. Ma sì, dai, che l'ha tanti volti di lui, che aveva pintite. Parlavamo anche lavoro in banca, era deceduti cambiamente. E che ti dicevi che fossero dei giubbetti, basta che non suberni mai addirittura, vedi? Va bene, e allora? Alla cambiante che parlavamo. E allora era per lui per giubbetti. Dopo così. Tu scherzi, ma una voce. Facciamo spero latte? Non mi spero latte. Adesso no. E c'è? Si chiama... Azzo, si chiama Azzo. Azzo, io azzo! Azzo! Non è possibile. Sai, se non si fa generalmente non azzo a una persona. Ma può darsi che diventa al centro un nome normale, come parlò Mario, Carlo, o Pino, ci sai io. Altre belle. Prima poi, al di sopra profonde verità. Oh, però. Tutta lì. Ale, un regalo per lo solo. Mi ha fatto un regalo. Sì, mi ha fatto una cosa No. Che cosa sarebbe si sposa? Ale, obbedienti, ma non dici tan bene, non spieghi tan bene. Anzi, già che cosa spieghi? Guarda, resti tu per regali a tesoro in tanche io domani, e poi non mi fa cucinazzo, mettiamo le cose. Guarda, sei qui? Oh, no, ma fate dici, dalla notte se ti piace dal viaggio. Vieni, alto, vieni che ti facciamo vedere la camera, vieni. Sai capito, anche il bar lì aveva di mangiare qualcosina. Oh, ma sicuro? Perché una azzo soffrire, dai! Cosa c'è credere? Dove mamma? Assume? Laura, hai capito la mamma? Finiscile? Non mi dici che avete andare a quasi schifo e poi ti dormi se pesare. Ma no, ti sta pur bene. Sposta tutto in adesso. Mamma mia, ci sposa per essere. Lo stesso sta pulito Bonani, sta cercando e giornate. Oh, poetica, tu ti sposi sei da sola e noi tornate. E lui Oscar, sei tornata all'aeroporto? Aeroporto? C'è aeroporto? C'è Oscar, il me Oscar. I tanti Oscar hanno le più robe dopo. Spero anche cosa? La donna non piace a fare. E lui c'è donne fumate un viaggio a casa, la mattina della finoce. Sì,
Sul serio? Azzo, e qui, sai? Scusi, inquieti. Unghi su di arancione, che le figlie di questi barbivigli che 30 anni fa lavorano in sala polimatico, trasferisci in Tibet e chi sanno bene altre domande stupide di fanni, a volere le vicine, facete le leghe, segreti lavare e qualcuno ha dato di fanno. Vejo sim tu, la tua paresse. A se ne nasce papà di sentire in corpo, ma tu crediesi, ce l'hai rentola? Su, dai, Erika, e cerchi di capire. Hai ragione pronto? Stavi per sposarsi, Rosta, ma di preciso, Cesare Mal? Non lo sa, neanche io che sei su. La versione ufficiale è stata incompatibilità di carattere. Ma, Cesare, ti rendo con te? Viaggi? Sono capanelle tibetane? E se tu che abbiamo con la televisione, che sono magiche, ma non si sta ad ascoltare, non mi stupidare queste Ma bisogna essere stupidi sparprodi e che si sponarsi. Anita, che ti si truccando? Secondo che piacciono me, ma tu le due spese del paese squartare, si dove di stupiste? E lì è piaciuto. Scodarai, benedetto, su. Allora, se è piaciuto, ma c'è sempre lunedì, settato, un perdono, guidare il programma sia la tutto. Ma se ti si vede che questo paese non è possibile, ma no. E che sì? Sotto? Il regalo da qui? Ma per spese 20 euro ma anche se vadi, vorrei che si siete spartati, Beh, aspetta, che sì, sono originali dal Tibet. Ah, Ecco, può darsi che siete di un grandissimo valore, ma da soli? Porco Adriana, ma sa tu per cosa venti sogni di chiudere spade? Ma c'è dite? ascolta scemminista, ma vuoi che non fa che chi è la tornata in Portare bianche. Ah, nella nostra, Mandi. L'aereo è arrivato, ma Paolo non l'avete smontato. Non avete smontato? E lui dice dalla schiena dall'aereo, Paolo non l'avete smontato. Oh signore, come ci fate? Adriana, ascolta, non aspetta cazzo una tragedia. Allora, l'aereo arriverà anche dopo. Sì. Hanno informato, il prossimo aereo, chiaro? Sì. Arriva tanti dossori su stesso. Ma quante Londra, c'è sempre Londra. Le linee? Londra accende per cercare il suo aereo, per la scala a Londra, no? E quindi addio gli Ocis. Vincenzo, dopo so io che ha fatto la tragedia greca, studi. La spiaggia sono nella sudiceliese. O al cantiere di Marco, faccio riparare sì. Ma faccio stai fa 12 minuti, faccio stai 12 minuti. Tutti i tipi che cambiassi le mutanti, una giocata sotto ai bracci, tu cambiassi la canottiera e poi senti le giocate al cavallo. Vincenzo! Ma che piace chi? Ha tutto questo di pizza? Signore! A ti bene, ma se Oscar le... Ah, sei tutti? Mi serve a Paolo? Ecco. Sì, si fa capire, no? Noi Sì. A deve stare. Ecco. E tu piazza è stato lui, stato lui. No, a voi adesso. Scusa, ti dico
doveva uscire, perché se no non arrivava a finire che poi penso che tu sai, è tanto motivo, sei vestita alla verità, avrei staccato a figlia e si sarebbe rovinato tutto il tutto. Hai tante motivi per fare piccio. Ah, sì, vesti, tu sia sinduci qui, come che al manti un pizzo particolare di una monade, sì. Anche lei, per mangi. Il nubicia. No, ma sapete che dopo 30 anni si conosceva il nostro problema, non si sa che da usare. Che chi noi le cose? Che ti hanno detto l'anticipazione della verità. Questo che tanti cominciano per quel costo nero e che non c'è chi si dice come dei sorelle che vite che domani. Come vi siete tiratori di veri? Esatto, io lo sono. Insomma, l'orefice, dite che sareste già le sue mattine, ma l'orefice ha detto che quando all'aeroporto, non arriverei mai. Signore, come ci si fa? Oscar! Erika, voi sapete che Paolo gli squilla il cellulare? Questa è la mattina che buttare, Sì, il cellulare devi essersi dismentiato di tornare a pigliarlo quando è dismontato dall'aria. Sì. Allora pensavo mentre Oscar! Erika, voi sapete se vi siete avvisati dalla sera? Sicuro che mi sei avvisato dalle sveglie, se date a le sue di mattina, dici che non siete di cugliette. Vedo, a voi a tutti. Trebalo, sì, noi di noi. A quando gli sto il pilota, fa spacco. Ma sicuro che quali devi se dici vogliate? Sì, allora? È stato tutto bene. Allora dice che Paolo dorme scuita al telefono e che a voi dici che Paolo ha richiamato sull'aereo. A cosa qui? Quindi? E quindi sta arrivando. Oh. E come oggi non si fa? O vuoi avere qua, o vuoi avere le vere? Non posso fare. Allora, vedete, calma, stanno prendendo occasioni così. Tu vai all'aeroporto, Paolo e Antonio Liberi siamo tutti. Dai, Vabbè. Oh, ma bravo. c'è fatto il giorno? Ma sto aspettando che qualcuno mi dici non onorefice con Antonio Liberi. Ma lei ti posso pianerò domani? A voi. Oscar! Oscar! Sa che la prima tornate? Chissà che lei è mio cugino. Proprio te lui, finita barba e vedi che tu non ti hai mai conosciuto. E facciamo auguri, Hai veduto quindi fa un documentario sul Tibet, lei dice come lui poi ha detto a Murka faceva proprio che ascoltato qui. A pronto a sperimentare. Dai, ma se guarda, almeno ti vedo, aspetta che Andrea, veniu, è una roba di scugni viodi. Ci siamo! Dai! Sei cugina? Azzo, io azzo. Capisco come dire di tutti. Ci siamo ferrati? Non si sa. Non risquinta, il nome è profondo e sverità. Dai, Andrea, faccio qualche foto. Io me ne chiedo di lui. Non capita spesso che parli di rimorsi di qualcuno a essere inteso un frare tibetano. Così. Brasi. Vedete? Ma avete che io lo sei tu? Ma è bene in playback. Forse te cammini. Erika, ti ho chiesto quando se lo faccio il nome. 5 euro per Sì, e tu mi dà, sta che dai. Hai odioso. Sì, ovviamente sarà un profondo per... E ci sono un jukebox. Maestro di vita, Dalai Lama dice: sii gentile con terra e ricorda che per quanto tu provi a tirarlo su, sacco vuoto non in piedi, lui cadere. Quando si mangia? E che ti saresti? Con le profonde verità. Forse alla poi di problemi. Vieni altro come in cucina.
Marcella! Sì, al sud di Marcella. Sì, brave, la seconda a destra, dopo da parcheggio grande. Ma sa tu che non tu capisci proprio che Barbara i tipi 50 ma tu sei dura come un flat e se proprio tu ascolti sapevo se sai la persona che antipati che cazzo. Pronto? Pronto? Marcella? Ma perché mi tratta così? Pronto? Ma avete più? Magistrale, lei? Io non sai, avevo mica trattate male, no? Ma io sono strani proprio, no? Come lo sai? Come mi avete più? Lo sai, come su il telefono e mi spingo il giornale sul telefono quando si dica. Pronto? Ciao Paolo! A voi Erika? A voi a capo? No. Sì. Ma Simone? Non tu sei stiase? No? E allora dove sei tu? Tu là? Oddio! Só riesci in modo da venire. Ho già mangiato 2 spagnoli sedere sulla Nutella e bevuto 2 tazze di... Che succede? Si scoppò? Da me? Oh, e come ti si fa? Si c'è? E sono venuto quei albini scuri? Si c'è, qui Andrea, spieghi. Non è legge di giaspro, come? Sì, sta un po' quiete, non sta sedendo così pessimista. Tenuto si sistema. Cese succeduti, vedi, Caro Paolo! Ma ci dite? Allora dite che non torna più, alle tipe che ti danno porta alla solita, se scusate il disfacco funziona, tu dici che tu non americani, che tu mi hanno conosciuto a Bombay. Allora dite che non torna più, alle tipe che ti danno porta alla solita, se scusate il disfacco funziona, tu dici, Cosa ti casate? E come c'è prima? Anzi, quindi usciti! Ho detto dimmi che succede. Le stai succedendo? Sono Pinovic. Tu vuoi dare Pinovic in tuo marito e Paolo? Allora dite che non torna più, alle tipe che ti danno porta alla solita, se scusate il disfacco funziona, tu dici che tu non americani, che tu mi hanno conosciuto a Bombay. Oh signore, come puoi avvisare? Ma è così sensibile, ha bisogno di comprare un po' di maniere, Sono io, non ho usato alcune maniere. E se scrivessi un biglietto e non passassi sotto la parte della sua chiave. Bravo, ce l'hai meraviglioso. La gestivi in occasione. Mi dispiace tanto, ma siccome il suo amato fidanzato si è sposato con un'altra donna, per oggi siamo a posto così. Provi a ripassare domani. Eccomi caro. E lei? Alle pieno no? Ma a me? Anche se tu se non vedi le giochi, valeva la pelle. Mi hanno fatto fare proprio per dire. Però. Peccato. Sì, no, volevo dire, peccato, alla fine di torta, prima dalla... Cerimonia, si fruggente che prosplende. E cosa ti porto? A seguire il biglietto. A te come la cavallo, pur non sapete troppo. Rambo, che quanti? Che te dove invece mi sposi? Si sta poca di mi sposi. Se tu devi entrare in Marte, si si più di? Tu sai che un caito su, ma su. Tu si vede,
si può tornare. Aveți voi di farmi un scherzo, Ebras? Hai la punizione per aver scartata la Dio nubilata. Oh, ma sapete che ne buttanti? Vanno a domandare di sposare dove quindi si fa. Però, vi prometto appena i 14 di Mykonos su sparti a cene dal miglior ristorante della città. Perché che qui? A lei è uno scherzo, Bene per lo scherzo, mamme. Mamme? Scusate, che sapete, mamme? Io sono uscito l'incidente, mamme? No, ma c'è incidente. Mamme, dove è Paolo? No, ma dice tu. Che c'entro io? La tua scuola la scuola Andrea. Oddio, che bello! Ma no, bello. Mamme? Insomma, qualcuno che dice, Ma perché non ti senti? Come cazzo non ti senti? Un Paolo al telefono. oh, ma tu parli, sta bene, mi se la piace? No, prima di contatto di uscire, ma perché non ti senti? Perché che sei le pose, perché che mi si fruce tutto il vestito, la Isa il Paolo? Alle guide per la portare subito, se tu sei soddisfatto con un punto di vista di un americano che devi altro nessuno con me. Beno, è perché funzione buddista? Beno, è perché funzione americana? Perché la vita che era prendi da subito. Beno, a voi a chiamarmi per visita qui. Anzi no, prima vuoi mangiare, mi è venuto il fame. Buon Andrea Finizzi, Adesso che tutto c'è caldo, che per fare la mattina. E che mi vai a calle, che mi fate male, deve stare. Grazie, Donna, con questo bianco che guarda muro. Guarda puro! Eccoli bene, sto stato un fulmine! bravo Paolo, questo resto dell'elettrico che non conventi in cui è giù. E Marcello, ma c'è preso tutti da Erika? Le cugine, Scusi, cugine, c'è quanti cugine? a Chiaro Cioè io mi qui a Chiaro ma sei interessa un momento? Non finisce di fare domande idiote. La dite quando torna lui, alla in Tibet, a che fa lavoro della sua vita, si è sposato 13 fa con funzione buddista, con un'americana di New York conosciuta a Bombay. Beh no. Io prego per Karma di donna vestita di bianco. Stefano, ha dormito mo? Comunque, a rompere come un trombone. Cos'è che te fa? Fermo, e questo da spaghetti al sugo tutto cucinato, le slide e tu puoi pensare che quando eri da sentire, se ne si casca il sugo alla fine, ma mi dà pure costituire. Ma non vuoi andare con calma, ma mi ha chiamato come fa sul cellulare, alle chicche di momento. Oh, Marco. E papà, dove sei? Alle di stamattina che cade fuori lui e Oscar a Scugnut, che fa lì, Isario, Pizza Alfredi, il ristorante, alle tutta detta tutto. E ieri quando? La verità è che ormai la fase critica è passata
Io e Oscar si sono interessati dopo 3 di convivenza, calvisi tu. Sì, ma noi la stessa roba, su. No, è la stessa roba, no, è la stessa roba. Sicuro, Erika la pubblicitine, no? Vieni tutti a consolare, così non dare tutta sui pilari, d'altronde, a dove 24 anni. Tu sai che non volevi, dici te. Assai veloce tu lo dici, e tu la sante dite, sei abbandonata così, non solo esprime dalla gnocce, no? Invece migliore che la roba finisce dopo 3 anni per accostare sulle persone. 3 anni, 1095 sta tutti svegli stamattina e ogni di un. Finché si sminore, sta cagando venite insieme. 156 weekend all'anno. Perché hai qui frutta non sai, forse per la prima volta io e tuo padre non ti si sta favorendo. Ma poi avete frutta, nemmeno. Ma poi sono andati per una volta. Non fate mai conoscere io e tuo padre chiudato. Eri disperato. Ti volevi tanto capire. Avevi fatto forse sempre modi, dimmi la verità. Non mi preoccupavo. Non hai mai smesso di amarlo, neanche per un momento. Per me Oscar alle due, alle mie flare, non avevo voglia di vivere. E sono sicura che anche lui mi ama, anche lui. Ma allora, se ti guardi e non ti ami, ma che si sente lasciare? Ma tu vai se vado per il Sì, non lo sai. E non lo sa neanche lui. Se siete a casa qua, siete le stesse robe, adesso sempre le stesse robe, sempre tu compagni. E pian piano si stufate tutte queste monotonie e vi deciderà ognuno per la nostra strada. Sei soffare di tutte donne. Altro di essere stupidi da parte mia. A voi vai a lavarmi di massa dopo mangiare. bravissime. A proposito, c'è Francesca che piace a me. E Paolo? Lei è Paolo, è stato al lavoro. No, Paolo? Paolo, sì, Paolo. Ah, Paolo, sì, aveva favore. Come andare poi faccio? Oh, ma no, così, dolce partita. Oddio, si scusate, è che chi sta sensazione? Il mio non deve preparare una roba simile. Lo capi subito. Ma aspetta, e cos'è che si tratta di una piccola allucinazione? Non è piccola allucinazione, ma non si dolce cadere. Ma capì, ma sarà una roba di passaggio, che ad un momento tornerà in sé. Ecco, vedo. Coraggio, forse coraggio, sai. Non piace più la bene! La bene? Sì, mi devi esci schiappare di un po' la notte, hai di po' le strengi, a poi vedi se mi coraggio te la chiamare. Oh, madonna, che no, proprio per la mia mente. Maledetti, 3.000 euro la busta, 3.000 euro! Parola da ristorante. Nel camminare che cambia fatto l'addome, la roba che fate preparata negli occhi. Il collo, prima dalla chiesa, bisogna predi, bisogna tutti i pidas, e lì dico la verità, perché se dopo si vede sapere se pure così. Tutti andite, tutti con l'ispirasse. E non è proprio tutto a venire a Catano, e a venire con il loro regali. Facciamo il covo, i regali non si tolgono. Sì, ma perché è un caso particolare? E che cantare la busta di bene? Ultimamente forse quella lo vedi, fa la figura di preghiera. Ma sai, vedo quanto sono state manco serie che si sposava per l'avvocato? E non te ne fai per la mazza, più pensi piuttosto che cuore crudo, pensi. Oh, scusate, non avevo tutta questo alla macchina, quelle vine, saranno marchiate, scusi perché già andando al cimitero. Come sta Erika? Non fa bene. Non fa bene, cioè, si sveglia? Sì, certo. Ah, a proposito di questo, la settimana bene. Sì, sono andato a tornare, ma allora che ce ne riuscirà? Vieni con me in bagno. In bagno. Vieni con me in bagno e tu io da là certamente la faccio. Se ti dite la verità, tipo Martina in questa chiesa succede in donne robe strane. Prima è così in frari, dopo le signore non si fasi, come Erika che si sveglia così. Ma cioè, non si sveglia Erika? Convinta che si sposare e che Paolo si di amore e che chissà se ti piace so. Erika. Ma che prima le famoso campanello che vende al Tibet? Sì, hanno regalato, te la trovo anche te. Ma devi essere di bronzo, di
a volare saper perché che io e te si sin lasciati. Si sta stropite stupidi, io ti ami, e scommetto che anche tu mi ami. È solito bene, dimmi. Che la campanella suona ben, non è vero? Benissimo. Orco se vuoi che hai di bracciolati e di busciati. Allora, facciami chiaro tu così come è stato questo svenuto spie? Ah, torni subito, hai di mangiare il ragazzo. Oh, scusa, allora resto 5 euro. Vai che la roba incasinale, ognuno a me da sopra incasinare il modo di cui. Ma io Laura? Hai una idea di mandare un ragazzo? Va bene, Cic. Adriana, Marcellino è tornata a mettila bene, igienica, sul mobilino del bagno. Ma cerca pensi che se ti vuoi così, a Marco 50 ne fa che stai fantasia di sposare. Hai voglia di bere bene e noi poi ti fare bene. Ma, speri che tu la distreso. Io, appena resti dalle mie idee, per le mie opinioni, ci sai, magari un psichiatra. Ma c'è il psichiatra, ma interessa anche che il commosso. Papà, Oscar, ma ci facevo di quel caso me? Si dice che tu stai, no? C'è una storia, ma certo se lei è malade. No, ma per prima viene dallo stress, il preti, la glegie. Legge? Predi? Ma papà, ma è stato bene? È stato la cerimonia, i matrimoni, lui. Ma è solo un scherzo. Se sei ti smentassi che io e Paolo non si sposassi in mese, ma con funzione buddiste. Funzione buddiste! Ah, scusa, è stato... Ecco, tutte queste emozioni sono Ti capisci, ma non ti capisci. Ah, visto che ti dai a quel frare che non sta a sposare, aspetta, e ci musicame, visto che ti dai azzo, ci fai aspetta. Marco il mal, a Marco chi alzi sparagli perché con 5 euro chi hai fatto? Sì, che ti fa bene? Bene, c'è bene. Bene, non è di dovere, non mi piace. Chi ha tu? Mamme, ma state bene? Io non ho mai avuto una bere, mi sono sposata con funzione buddiste. Si è scusate con funzione buddista. Scusa, sarà che non preso. No, tranquilla, ma non ti capisci. Come apri mai a finire i truccati? No! C'è uno? Vincenzo, plasma di panza, plasma di panza. Scusa, C'è uno che papà inventi il cagotto a comando. A lei tutta lì per il mal di panza. Ma non faccio perché sono io. Ogni tanto mi smetterà. ecco qua, tutto fatto. Ma facè, tu sei stato in 5 secondi. E a lei non faccio allarme, dopo mi migliaia. Guarda i suoi a 6 strani. No, perché vai in bagno? Sì, balava, l'amor di Dio, mamma. A tutti e tre. Lo darai? Marco, ma non è una roba seria, eh? No, noi è una roba seria. Però ti tocca metti che la frutta también non sta. E Tu mangiare dove la funzione buddista. Su te se tocchiste la funzione buddista. chiaro, in casa Vintone vuole che devi stare a passare domani alla lui. Non regalano. Dai il bot di 5 euro. Che qui a sogno si batte. Ma insomma, c'è questa storia dei 5 euro? Marco, Dicale. ma te vuoi mangi perché? Senti Azzo, volevo farti una domanda, ci puoi rispondere? Tutto ciò che Azzo può fare, farà. Quello che Azzo non può fare, non farà.
Se Atto saprà risposta a domanda di parente anziana, risponderà. Andiamo Tu chiedi, io rispondo subitissimamente e ora. Gratis! Sì, finito il tempo del denaro. Ora inizia epoca di contemplazione mistica e di ricerca di noi stessi medesimi. E di responsabilità. No! Senti una cosa, noi vorremmo sapere come si svolge il matrimonio con Ricco Budista, ce lo puoi spiegare? Sì che posso. Ora. Ma aspetta, non avevi detto che è finito il tempo del denaro, è iniziato il momento della contemplazione mistica, eccetera, eccetera? Infatti, ciò essere vero, ma essere vero anche che campane di Diozzon dovrebbero essere cambiate. Diozzon? Sì, monastero dove vivo con papà mio e 7 capre. Le campane rotanti che suonano fedeli sono incrinate. Non vuoi capire. Non ci prende via, colpe! Adesso non ci posso. Stai concentrando. Rito buddista. Matrimonio prevede che sposi leggono ove. E il giaghe. Poi qualche minuto del Daimoku. Dopo sposi e testimoni bevono 3 sorsi di sake da 3 tacche, che saranno rappresentano il passato, presente e futuro. Gli invitati faranno gli auguri agli sposi. La cerimonia finisce con lettura di 3 pagine del Daimoku. Questo è tutto. Si chiama una snieta che io mai capito. Vorrei tu sapere un po'. Sì, ma... E come tu lo sa, stai su Alina camminamento procedere carico, sei sicura che tra poco lei salterà giù. Boh, io ai direttori di banca, se no mi muore un coppia. Ciao Laura. Torna, ti aspetti? Ah, tu molto innamorata di esso, ed esso molto innamorato di te stessa medesima. Si vede tanto. Atto vede, atto sente, atto sa. Va bene, ma dimmi del campanellino. Lui avere proprietà di far dire verità a chi non sapere di proprietà. Allora direi in cucina avevo capito bene. Il campanellino ha effetto solamente su chi non ne conosce la facoltà. E dopo che l'ha suonato, non si ricorda nulla di quello che ha detto. Brava, proprio così la cosa sta. Ora Atto poter andare in cucina a nutrire il suo povero corpo diventato tutto pelle e ossa. Aspetta. Come facevate tu e lo zio Luigi a sapere del matrimonio di mia sorella? 2 giorni fa è arrivato sposo Paolo in Tibe. Paolo? Sì, lui aveva con lui una bella americana. Paolo detto a noi di matrimonio. Anche papà è rimasto sorpreso dopo aver saputo cose che riguardava sua famiglia. Trovare proprio voi con tutta la gente che c'è nel mondo. Che combinazione. No essere combinazione, essere destino. Tutto scritto in grande libro di vita. Vabbè, ma si sono trasferiti in Tibet e di cosa vivono? Lui fa rappresentante? Non avere più bisogno di lavorare. Americana bionda, ricca come miniera di oro. Paolo detto a noi che voler girare il mondo. Ora tu poter andare in cucina? Sì, dai. Hai già fatto Oscar? E vedete che erano stato a me, che alla Starbucks, e che come mi sei guardate? Oh, guarire, sei abbandonato così da solo escluso dal matrimonio, hai dato per tutti a... A proposito di abbandonate, ci facevi sto cliente 2 Oscar di Vessovi? Non ti interessa? C'è carata, allora come vado a abbandonare, Sapete? Ma
come dire la roba esemplare. Tutto se sono in dieta e il nome, quindi per voi tu consoli serita. E se tu svogli fare la dame di carità, prodighe di consenso e commozione, tu vai da di là e tu vai a spiegare tu posto. Ma no, Laura, io quello di nome... Andrea, finalmente, ma lo vedi tu di Paolo le fa? Sì, no, ma ci fate un pezzettino? Andrea, ma sei decimini? C'è quelli dice questo così? Ah, tu mai tu devi un studi di Nubice? E ti sento di smentere che vuoi, dopo di visti, Alice, a miei mariti? Tutti mariti? Ma avete scusate stamattina, Laura, non sta che io mi qualcuno, ma se tu me lo stai tu, che Paolo ha la perdutero e che me lo schiamate il dopo, e quindi gli gnocchi se saresti stati sposati se vuoi dopo di visti? Ah, sì. Appunto, Sperina, ma che qualcuno deve divisare i treni, il ristorante invitati. Sì, l'ho fatto del papà, sta tranquilla. Andrea, a tu portare la schiaffa dai tu? La sempre dei trucchi? La schiaffa dei trucchi, sì? Qui c'è Vanessa di truccarmi con suo bruciato, ma ce l'hai tu, Ma sì, te la spartate, Erika, belle che te la spartate. Le patate, le le fotografiche. Allora le foto di ogni momento, piccolissimi, ragionare più piene della vita di un'eterna. Allora le foto, milioni di foto, miliardi di foto, le vuoi visitare in tanti momenti che sono esperienze meravigliose. Lei sempre con me, ma fammi sempre da uno. Ah, e un'altra roba di livelli, come se la capioli? Oscar poi di mattina. Boh, allora tutto questo. Tutta poi. Hai tenere voi che Melis, dentro alla data della giornata più piena della mia vita, e c'è di me. Boh, mi smetti la chiamare. Andrea, tu hai su bene la voce fa, perché che il trucco di mattina, allora esiste quasi te lui. Ah, e per me la parrucchiere, che avete a questi chiavetti. Sono venuto bene. Alla cortefica questo si grave, a non essere sempre da bambini. Ma c'è niente. Dai, tu vai da di là, dal bagno. Canzone della lavandina e la miscela dei trucchi. Cioli, fotografi, trucchi, poi sduce cavolo, tu vedrai se dormi in sé. Sta tranquillo. Io posso dire che se per da bambini, se più tranquillo. Ma c'è persone serie, più grandoni, da donna mia come che ha bisogno di te? Sì, è vero, Laura. Voi a individuale, a voi. Arrivi. Allora, basta, se il maio di l'abitato mari, ma capisci, io non so in perché la bisogno di una mappa, avete via e Io sono stata iniziale. ma non capita, sarà qualche ballo che va alzato di mattina. Aiuto, capite? Sì, papà, subito a voi. Però, vedi come si domanda tutto. Dimmi. No, di sapere. Cioè, tu pensi di tutte queste questioni? Ma sul serio? Dunque, se capisci, dici che pensi che la vita ai piedi, faccia che cambia, succede tanti robi, e ognuno entra per le poi io penso tu lo parti. Quindi non tu sei tramio su Paolo per abbandonare tuo figlio in vita della snoccia? Paolo, a me è un braccio, comunque era sempre chiaro sugli spalli e era sempre saputo se Carbonello vede la sua vita. Lo spero che anche queste volte almeno parte Vero? Sei proprio non speri noi. Chi guarda ti vorrei mandare per casini, sai? Comunque, andare per casini, Laura, ma sono altre robe importanti nella vita. Sì, che chi è importante, ma me di piedi, scrotimi amico. Ah, scusate, mi passerete le campanelle lì? Avrei voglia di sentirci un cassone. E chi? Maledizione Paolo c'è casinca tua supinaccia fare un strobon di là dal mare. Di buoni cattivi si cagò per Sei tu, grazie, dopo. Ma tu vorresti di provare, perché secondo me, che normale, sai chi? Andiamo, questi segreti
suonare si sentì sera. Più tranquillo, come se si fosse sciariato tutte le sue energie negative, non capisco? Però è così interessante. Laura, avete l'aiutami, quante sono lasciate? E tu ci fatti un pezzo, un po' calare. Fabio che vuole futura vendere. No, convento, questo che è di papà, è arrivata Andrea. Erika ha cambiato di new. Se vuole di più, cambiano di più. Ma vuoi dire che non devo vissuto di Lucia? Ancora di sposarsi, voi dopo di mesi a 5, e Andrea con la trucca, la fotografa, insomma, tutto come vuoi di mattina. A chi sporchi o cade in piedi? Erika! Previsione mi dicevo, anche che mio no? Ecco che la truccare, ha cagato di brutte, E dopo mi ha detto, ma ci sono io vestito di bianche e vestite che di neri? E io gli ho detto, ma siete tutti sposi, non divisi? E qui mi sposio, e tu ti sposi con Paolo. Ma che paura? Amici tu! E la scatola dei trucci e io si schiappate. Oh, beh, insomma, Laura, curle tutto su, e io come via voglio, Va, amici come te, le mie occhiali. Se vuole resi tu dici? Ma tu non resiste, tu sei scritto dove per curiosità, tu volevi sapere come queste Erika, dove per poter vedere come hanno fatto con me e conosca. Ma me credo che tu sei triste, però. Prima vedi, Andrea, ma scrivi i campanelli, ma le volte si dice un tasto. L'ovvio odore di contaio a tutti matte, qui saceridades, come che altre volte con Laura. Andrea, c'è di tu? Ma c'è? Sì, io di te? La verità, tu has detto la verità, e come le tue cartolette dai voi. Ma potete sapere? Ma ti spiego, io trovo i campanelli alle magiche, e poi dire la verità, da qui la sune, e tu la dite tutte. Io? Ma c'è io di te, io? A voi via. Campanelle magiche? Sì. Isole legate alla portatato? Esatto, ma ha funzione donne con cui hanno stato al suo potere. E non mai Gustavini che poteva suonare il celice pure. Ecco, mangiavano le campanelle magiche. Come se tu eri un nome di cavalieri, Ma tu non sai, si fa niente. Però è stato pieno funerale, sì, tu sai, in Kishka si vio tutto attraverso per un periodo, assieme con cose alle difficili e obiettivi. Però bisogna vedere che un funerale così non si vedeva nei carti. Tu papà ci pensi? Io? C'è che pensi? Io non sai più ci pensare. A proposito, quindi lo sapevi? Ah sì, è vero, mi sa proprio il Patis Paolo di là dal Marco, Troppi volte si aiutite, Paolo, cambiare lavoro, non mi va che tu vada a torto al notte in aereo, non sto tranquille. Peggio di tu, e bastate une monade, une big mole e due che buas. E anche per Paolo non è brutto. Ah però, è stato proprio un bel funerale. Sì, ma tu vedo che c'è funerale. Allora anche in generale tutti loro i scindi. E i scindi? Ma tu vedo? Sì, con la fascia tricolore, volevo così bella Paolo. E dopo anche la banda attaccata su là, e tutti sono famose, attaccata a Dio Brasiliano. E chi oggi? Sì, ma tutta la premia. Qui è che femmine, qualche tu la conoscevi? Piccola mini
una limousine arancione. Ma sono esisti limousine arancione? E pur che lì era proprio della Joe. E me Luigi vedevo pratica di Vanini se in color bel Cisarò. Io sono stufo e a clave niente. Ma che cane di chiaro? Lui e neanche le parole, ma c'è sciole, c'è portamento. Io non credo di avere mai visto del prima. Non sai perché era. Boh, voglio chiamarmi che visitacino. Qui poi Sulietta, mi raccomandi, se avevi qualche dubbio di condoglianze, sclamai. Sono rimaste le branche. Sì, assolutamente. Assolutamente. Un Bruno, Lei dopo come sui masse stracche. Sì, ma l'altro che va. Aveva pochi dotti cammini. no, io il terrore ce la può fare la prossima volta che le pubbliche guardano. Pazzo! Ma che fai io dico? Alza mangia cibo per prepararsi lungo viaggio ritorno. Perché te ne vai? Sì, domani mattina ero per Tibe. Scusai, devo volere un bicchiere che faccio non c'è tranquillo. Va. Senti, Alzo, io vorrei farti un paio di domande a proposito di mio fratello Luigi, tuo padre. Devo preparare 5 euro o rispondere attento a quello che dici? Altrimenti ti faccio un conto di tutto quello che hai mangiato da stamattina adesso. Azzo risponde gratis. Io? Però di là, perché Azzo deve bere, altrimenti tutto cibo dentro stomaco e Azzo fa sogni brutti. Oh, andiamo. Buongiorno da Rasa, non ti parla anche un po' viaggio, scrivi la tenuta di quanto al supermercato. Sono novità. Di ogni. alle succeduti ogni. Non sto stanco a domandarmi se che non è succeduto. Ma sai chi è? Un momento fa, l'ho visto terra. Ha visto terra Paolo? C'è. Ma parlo di te. Ega, è convinta da Senoir e che mi fate il funerale. E siccome alla tua rete mi dite di dai guarda, mi fa prendere di si sta al funerale. E come con la Isa? E dieta poi, ripetere strano. E pure. E poi c'è. E visto che libri di psicologia che deve andare a passare. Sì, mi dispiace. Ti dispiace? Sì, non tutti i visi facciano parlare No, non mi vedi. faccio commissario che non scoppiate la pazienza e si sa con Paolo Antonio. Ah sì, come mi vedi, mi si dismentea per il nostro anniversario. Esatto. Ma poi di voi, che date i libri lì, tutti a darsi qualche consiglio, ci buttava a femmine. Sì, e io mi sono arrabbiata e l'ho buttata alla cantina, ma non è che il punto, non tu crederás, avrei detto fino all'ultima ria. Ma tu lei? Sì, fino all'ultima ria. E allora è anche interessante, ma non è per il punto. Ma qual è il punto, Oscar? Il punto del calare è un capitolo dedicato alla morte squarciata, no? Squarciate? Sì, sembra che lei che ha subito un gran shock come Erika ha fatto morire allora chiappi che sono colpe dalla situazione in cui sta Paolo. E cosa ci succede? Aspetta che persone non si più, muoiono, sparite, allora può intaccare una nuova vita, no? Solo per essere prima. Prima. Ma sarà succeduto tutto, Non sto intaccando Erika. no? Allora di... Ah, voi molti mi hanno rato. Azzo vede, Azzo sente, Azzo... Oh, mangia! E vede anche! Una bottiglia di marrotta. Azzo da domani digiuno lungo, almeno 6 giorni. Erika! Ciao Erika, Ciao! Stai bene, non stai da preoccuparsi. Sì, sta bene. Anche troverà. Ah, ma tu sia accorto? Guarigione non avverte mai, lei viene e basta. Finalmente le perle di saggezze. Ma ci vuole perché ero... Facci papà, hai fatto di Paolo. Fatta al chiaro.
buono. E siccome che hai vinto i 4 hai tutte le vite denanze. Brava, è così che si fronte la lettera. Alzo pregherà per karma di cugina Erika. Gratis? Gratis. E vogliate tornare in Tibet? Nel santuario con le campane inclinate, eccetera. Io sono. Appunto, io so. Quando hai detto che hai l'aereo? Domani mattina ore 11. Dopo cena di stasera, spuntino di mezzanotte, colazione di alba e merendina di mezza mattinata. Marco, per chi non avevo? Avevo un inceneritore. Senti, Mazzo, va bene, vai, fai quello che vuoi, però Ti porti via quelle campanelle lì, che in casa mia non voglio stregonerie, va bene? Campanelle. Speriamo, non mi spiegate che sta succedendo? Molto spieghi. Le campanelle lì sono magiche e così di la verità capite nessuna. Ma dai, non ti provo. Un modo di quasi odi. Oscar, mi dispiace se si nasce, io ti ami e voi li abbracciati e ribussati. No, ma se tu sapessi c'è grande appartamento in certi per le donne con me. Zitto, stupido uomo occidentale. Trementi di lingua lunga. Questo non è un momento di parlare. Ah no? No, questo è un momento d'amore. Intellettuali nel caffè, internetologi, social morale, gruppo d'essere cristiano. È stato un spettacolo veramente divertente e sono sicuro che anche attorno sul palco ha sentito la partecipazione del pubblico numeroso e partecipe. Un nuovo presente applauso partendo dalla mia destra. Laura. Nicola.
Fabio, Michele, Fabrizio, Carmen e Giordana. Ringraziando anche chi ci hanno stato aiutati da Ugros Quintes, la suggeritrice Patrizia e Aurora. Il scenografo Deio, Vivo e Luisa. Natasha, e la canzone alla blues, ai blues, Andrea e Giuliano. Allora, non chiesi l'ospite, no, e per chi sta ringraziando l'amministrazione comunale, dalla persona del sindaco Geremia Comboso, la giunta comunale, consiglieri che si sono adoperati per la riuscita di queste belle serate, la protezione civile sempre attenta a sovrintendere la manifestazione, la parrocchia di Santa Maria di Sclonic che lo ospita dalla loro sede, dalla che non può fare le prove. E ringraziamo la Pipiata di Sclonic, in particolare Andrea. Chiusura, la compagnia teatrale amatoriale Vanzi Duins ha l'orgoglio di presentare i nuovi arrivati che di più un po' in capo sono entrati a far parte con la loro tristezza, il loro entusiasmo di queste nostre belle realtà. E poco tempo fa hanno avuto la possibilità di fare il loro esordio a Gris presentando un lavoro simpatico che già pochi dopo era replicato a Santa Maria. E so, Gianni Ferrino. Margherita Covetto, Giorgia Comboso e Michele Mesaglio per far fare di queste squadre dall'inizio. Sarà il nostro Marese Timor Silic sul palco e grazie a tutti. Saluti. Volevo fare persone che adattano al teatro comunale e tuttora mi mangiamo. Mandi. 3 minuti. Capita, specialmente con questi accaddi di persone, c'è di ritinute, se veramente era così, ma era, ecco, aveva gli attributi come catesimo italiano. Io prima di ringraziarmi al merito all'assessore Teresa Nardini che ha coordinato tutta l'attività di questa stagione. Penso che sia stata una delle stagioni più ben riuscite di quanto facendo queste rassegne. E viene che rassegna qui che indipendentemente da sindicalità la risposta della compagnia è stata sempre grande. Quindi grazie veramente alla Pipinata di Sclonic, alla che di mia scoletta che mi stiamo mettendo, la scoletta dotata, che di Santa Maria anche se cambiano, i Vanzi Duins che sono gli ultimi arrivati, sì, ma veramente il merito del valore perché chi ha lavorato chi e noi per farlo divertire e per farlo divertire, perché come si viene a teatro si vuole divertirsi, di smentearsi di tutti i fastidi. E invece me che sono riusciti veramente alla grande. E ti ringrazio anche se l'ha già detto il Presidente, sono scampato, Presidente,
al gruppo della protezione civile che non sanno garantire tutte queste serate e non finire perché domani sera hanno due spettacoli, un chi e una a San Giorgio che non sai dite. Dopo la prossima settimana sono i frutti della scuola e dopo io parlo fino al mese di lui, andiamo anche volta, posso ogni fermare che quindi metti in sicurezza l'impianto, perché sennò i pompieri mi metti in galera. No? Aria condizionato, con la signora Vestasse, se metteremo l'aria condizionato. L'importante è che tu metti, sta migliorando, dai, mi sembra di tutto, sto di non smentirsi di che Castel Sant'Angelo, io spero per il mese di settembre di portare la foto dal lavoro, perché sono quasi l'ogni dei 70.000 euro che era il progetto, inizialmente come dite la prima serata del progetto era di 52, dopo che non sentite questi paialiva e lì si nasce un po' in crisi, no? E quindi mi sono tornati sulle mani e si tira fuori il resto. Sono orgoglioso della Intercomune di Giustizia di tutte le associazioni perché credo che hanno risposto in una maniera meravigliosa. Il comune ha dato un boro, però loro hanno tirato fuori lo stesso, parenti che ha bisogno di più di noi. Quindi grazie di cuore e complimenti a tutti gli attori e a tutte le associazioni. Grazie, grazie di cuore.